No, comunque sì, questa GTR qua... Questa... Vai, quarta marcia. Sì. Sesta marcia. Aia, il volante lo sento durissimo adesso. Temporali. Oh shit. Stiamo andando a 356. What the fuck? 366, turbo 100%, 372, porca miseria. Penso che sia il massimo 375. Porca miseria. Comunque, sto tuning qua è fatto veramente in modo pazzesco, eh. Qua dobbiamo andare verso il secondo ponte. Oh shit. Calma, calma, calma. Madonna, aspetta. Trazione, lasciamola a 1 su 3, va bene. Devo usare i freni, 350 orari. Il force feedback lo sento pesante. Mamma mia che peso che il volante. Oh no, bitch. Pioggia, easy, tunnel. Poi... Tanto noi siamo quella maglia della Fiat, della Taif. Rappresentiamo, già lo sapete. Oh. Ah, cazzo. Move, NPC, god damn, bro. Move out the way, bro. Comunque, io ho dei freni buoni con la cella di carico, però devo frenare più spesso perché non freno molto. NPC, thank you. God damn, boy. No. God damn, boy. God damn. I know you see me. I know you want me. Bruh. Sarete confusi adesso, praticamente io vengo dal futuro, sono l'uomo del futuro. Ho messo una config con le luci diverse, è una config cyberpunk, visto che siamo in tema natalizio. Praticamente ha un sacco di luci, i neon e tutto. È la stessa auto, a distanza di qualche giorno praticamente. Andiamo avanti come al solito noi. Oh shit. Ecco, vedete le luci? Oh shit. Bruh. Vedete le luci? Sì, diciamo che nel mentre ho visto il trailer di GTA 6 assurdo. Se non avete visto le mie reaction, vi lascio il link da qualche parte qua. Aspetta. Oddio. What the fuck? GTA 6 invece. Questa config qua per le luci ci sta. A me piace un botto. Per la persona. Damn. Tunnel è tutto verde, ragazzi, è assurdo. Scrivete pure nei commenti che auto volete vedere. Oh, damn. Oh, salvata. Pensavo. Mi ero quasi illuso. Niente. Oh shit. Se vedete anche tipo le luci che lampeggiano là. Oh, aspetta. Porca miseria. Aspetta, salviamoci. Oh shit. È tutto a tema natalizio anche. Se vedete ora nel cielo si vedono anche le stelle. E sì, ho cambiato ancora le luci. Really, nigga? Vediamo qua se il ponte arcobaleno e Rainbow Bridge dovrebbe avere un colore diverso. Qua queste luci viola non c'erano, quindi ok. A me interessa... Che figata! Oh, hanno fatto il Rainbow Bridge, però tipo che cambia colore così. Che figata! Oh, è una roba assurda, ragazzi. Madonna, che spettacolo! Che figata, ragazzi. Bellissimo. Oh, damn. Oh. Oh, qua c'è un altro giocatore con la Honda Civic. Ok, la Civic è impazzita. È partita a 1000. Adesso stiamo inseguendo un'Honda Civic, però con la pioggia la visibilità è scarsa, ragazzi. Poi c'è anche acquaplaning, si scivola. Damn, c'è il temporale qua, eh. Aspetta, mettiamo gli abbaglianti. L'asfalto bagnatissimo. Oh, raga, guardate che roba. C'è più acqua della scorsa volta. Però, oh, a livello di grafica è spettacolare. Qua, se vedete bene, ci sono anche le pozzanghere. La Civic vedo che nel radar ci sta raggiungendo. Oddio, eccola. Ecco, player. Damn, ok. Oh shit, oh madonna, che spettacolo. Qua c'è anche una buona fisica della pioggia. E se vedete bene, tipo sulle ruote, spruzza anche l'acqua. Non ho neanche le gomme della pioggia. Aspetta, ecco, è tutto bagnato. Intanto qua riflessi, non si vede niente, ragazzi. Andiamo poi a terza persona, va là, aspetta. Oh damn, gli NPC mi stanno massacrando. God damn. Vediamo se accelera anche lui. Sì, 2, 3, via. Bitch, scappiamo. Però con la pioggia, ragazzi, non è safe. Oh, le pozzanghere. Mettiamo le 4 frecce, è pericoloso. La Civic che ci insegue. Mettiamo il cappuccio. Extra safety. Oh, madonna, abbiamo quasi preso il furgone in pieno. Damn.
Fatemi sapere se il video vi piace con un like, un commento, che auto volete vedere. Se volete vedere gli altri video del canale, o se no, no. Bella raga, alla prossima. Grazie. Beh.